Domenica 15 gennaio, presso lo stadio Maurizio Quaggia di Mogliano Veneto, si è tenuto il trofeo d'eccellenza che finisce con una sconfitta per il Mogliano, l'anno scorso finalista e quest'anno fuori dai giochi con una giornata di anticipo. Niente da recriminare comunque, i ragazzi di Casellato e Properzi hanno disputato una buona prova sul piano dell'impegno e dell'attitudine, non dandosi mai per vinti fino alla fine. Una meta di Capitan Orlando verso la metà del secondo tempo aveva fatto anche pensare ad un possibile recupero, ma così non è stato. Buona la prova dei tre giovani esordienti in prima squadra, Giabardo, Fiorini e Rigo, ai quali rimarrà sicuramente una bella esperienza che li potrà solamente aiutare a crescere rugbisticamente. Casellato palesa soddisfazione commentando la prova dei suoi. Era una partita dove abbiamo fatto giocare molti giocatori che rientravano da lunghi infortuni. Alcuni erano fuori ruolo, per cui 2 o 3 ragazzi molto giovani che giocano nella nostra Under 20, per cui sono molto contento. Il gioco abbiamo prodotto anche un gioco discreto, piacevole per alcuni tratti. Chiaramente abbiamo commesso degli errori di confidenza di persone o di giocatori che giocano in un ruolo diverso, ma andiamo avanti. Quello che volevamo da questa partita, penso che l'obiettivo è stato raggiunto. Volevamo provare determinate persone, provare anche dal punto di vista della testa alcuni giocatori. Abbiamo avuto dei riscontri positivi. Non era più un nostro obiettivo la Coppa, purtroppo, abbiamo cercato di restare dentro il più possibile, non era più un nostro obiettivo. Soddisfatto anche l'allenatore dei Diavoli Reggiani, Roberto Manghi, nonostante il rammarico per il punticino di bonus solo sfiorato. Penso che sia stata una buona partita perché noi sapevamo che il Mogliano in casa non voleva regalare niente, avevamo fatto un po' tesoro di quello che è successo domenica scorsa, dove con i nostri errori del primo tempo siamo usciti dalla partita e oggi abbiamo cercato di giocare sul suo campo. Ci sono venute bene le nostre azioni, poi un po' perché abbiamo placato tanto, un po' che finalmente c'è un campo un po' che si addice alla nostra mischia e ci è venuta bene la partita. Complimenti ai miei ragazzi, ma complimenti anche al Mogliano che ha fatto una buona partita e l'ha giocata fino in fondo.